mari, sicarie, tentania, un pianeta pagonto di multinazionali. Aria, eva, terra, tutto va un pregiucare la vita si conta con chi si giochi di guerra. In giusta terra si gioca a fare guerra con sa mamma, desa natura, disagio che za misura, arrecamo condizione fea, de sopravvivenza e non in trea, ma piano piano un'agonia, questa tirania. Questo è il mio ultimo giorno di lavoro, eliminiamo già il cartellino, detto che da domani sono uno dei tanti disoccupati. Studiavo all'istituto d'arte, ho mollato e ho cominciato a lavorare nella mia azienda agricola di famiglia. Abbiamo dovuto chiudere l'azienda con la speranza che fosse momentaneamente, però è già chiusa da 4 anni adesso. Mi sono ritrovato a fare tanti lavori, aiuto muratore, a barista anche. Ho avuto la fortuna di conoscere un grande amico che mi ha dato la possibilità, anche se a malgrado e con tanto dispiacere, di entrare a lavorare nell'industria, sempre con contratti 2 mesi, 3 mesi, stai fermo a casa 20 giorni perché sennò ti devo assumere fisso. Questa è una centrale termoelettrica. Molte analisi che sono state fatte qua nel territorio riscontrano un alto tasso di diossina negli animali, nelle piante, nell'acqua, dappertutto diciamo. Terra, cielo e mari, sicarie, tentania, un pianeta pagonto di multinazionali. Aria, eva, terra, tutto va un pregiucare la vita si conta con... Qua c'è la politica del fare, sfruttare e abbandonare. La vecchia raffineria è stata dismessa, però è ancora in piedi. Il vecchio cementificio, tutta l'inchiesta dell'eolico, è ancora in piedi, anche se sta crollando. Circa 10 anni fa sono stati tolti da sotto il terreno barili contenenti sostanze tossiche, barili con la scritta della ditta madre. Non è stato il responsabile della ditta a farlo, ma l'operaio. È stato un periodo di stallo in cui la gente pensava che tutto funzionava bene, sino ad arrivare a quest'anno che grazie alla centrale termoelettrica c'è stato uno sversamento di combustibile di circa 70.000 litri. Tutto questo davanti a un parco nazionale dell'Asinara. E poi c'è la popolazione. C'è anche tanto carbone che provoca la silicosi, che è invisibile molte volte, però che ci ritroviamo dentro i polmoni. Chi lo porta anche può essere l'operaio, che non lavorando in sicurezza, non lavorando in ottime condizioni, può portarlo tranquillamente a casa. Come succedeva un po' prima per il fatto dell'amianto, quante famiglie si sono ammalate anche non avendo mai lavorato in impianti dove c'era l'amianto. Io vengo considerato anche l'estremista dentro la centrale, mi dicono ma tu te la prendi sempre, pensi sempre al male, non guardi mai tutte le cose che possono esserci di buone legate a questo. Ci possono essere tante cose legate buone legate alla zona industriale, l'importante è che si arrivi a bruciare energia per produrre coscienza. Se loro vivono non è grazie a chissà chi, è grazie all'operaio, è grazie alle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Quindi chi dovrebbe, tra virgolette, gestire il tutto non sono le poche persone che lo fanno, ma dovrebbe essere la popolazione. Allora, cosa va? RD, occhio siamo. Strano salamento, Sardegna, tutto rap del Samaccia, poi, tutto re casciurino, uomini del sese. E cosa va? Dopo mi scavaccia va, ogni situazione in mare, chi farà commenti e barranziga, chi ti fazzica, Faccio pure il rap per passione. Abbiamo fatto 2 CD noi con gli Strano Elementos. Uno si intitola Porto d'Oro in cartolina, Porto Torres in cartolina. Parla un po' della storia della nostra città, di tutto quello che viviamo dalla mattina alla sera. Gli strani elementi dovevano essere legati al territorio, legati alla lingua, legati alla tradizione, legati al nostro modo di vivere. Allora lì abbiamo cambiato da Strani Elementi a Stranos Elementos. Le tematiche si va dalla industrializzazione selvaggia e criminale che noi qua sopportiamo da
oltre 30 anni, la distruzione delle nostre coste, le basi militari. Noi infatti siamo portavoce anche di situazioni come il comitato contro il nucleare che è nato in Sardegna, il comitato Tuteliamo il Golfo dell'Asinara dopo l'incidente ON dell'11 gennaio. Siamo il movimento Pastori perché la pastorizia è la realtà più grande e che difende l'ambiente. La musica non è un mezzo più forte della politica, è un mezzo a parte. Io mi sento di salire su un palco e metterti il mio discorso a tempo su una base. Anni fa il comune ha avuto la brillante idea di fare una legge che proibiva l'uso della batteria. A Bordatore ci stiamo preoccupando dell'inquinamento acustico della batteria. Noi pa' fa la longo, fa la tragica, che nulla rima e magica, la metrica è dinamica e carica. Le tre pacchi sopra pezzi di papiro bianchi chi passano da poli positivi a negativi e ti ni segani lanti tra banchi di nebbia indizi pigliano granchi ma un potere in fascia disgrega pusciato i banchi fenni un fascio di legna e risciore ad insegna dendi bose all'Italia cura nuova Sardegna i pacchetti le gruppi di amici convinti Bordatore sì, in 3 parole: inquinamento, il lavoro precario e l'indifferenza della gente. Chi va via per lo più è costretto. Non sono tanti ragazzi ma quanto gente che ormai non riesce neanche a trovare un posto di lavoro qua. C'è praticamente uno stato di rassegnazione generale che fa sì che non cambi nulla. Stanno aspettando il Salvatore, non so, il Principe Azzurro. Non dobbiamo arrivare a questo punto, le generazioni passate ci devono prendere anche loro le loro responsabilità. Chi è stato dentro, che ha lavorato inconsapevolmente creando questi danni, dovrebbe essere il primo a esporci e dire lì c'è questo, lì per anni abbiamo fatto questo e vogliamo darvi una mano per cambiare le cose. Io devo andare al funerale dei miei cari anziani, non ai funerali dei miei amici coetanei. È quello che continua a dare sempre più forza per non stare zitto e per non sbattersene di tutto il mondo che ci circonda. Perché è facile rimanere a casa attaccato al computer e fare finta che è tutto a posto, intanto c'ho la DSL, mi guardo 2 video su YouTube, 4 stronzate e il mondo gira lo stesso. No, il mondo prima o poi si fermerà perché non è un motore, non è un qualcosa che possiamo controllare noi, lo controlla la natura e se non la rispettiamo prima o poi saranno cazzi nostri. Anime corri, sono elementi, anime corri, sono elementi, anime corri, sono elementi, anime corri, anime corri, sono elementi, anime corri, sono elementi, anime corri, sono elementi, anime corri. Sono il padrone della vita s'anima. Questa è l'azienda agricola dei miei genitori. Io ho lavorato qua dal 2003, diciamo, sino al 2006. Avevamo circa 500 pecore qua nei tempi d'oro, però poi abbiamo dovuto mollare perché non era più sopportabile la spesa di gestione dell'azienda. Si partiva la mattina alle 5 con la classica mungitura per poi portare il bestiame al pascolo, preparare il terreno per l'azienda, per poi riarrivare la sera, continuare a mungere, a fare tutto quanto rigorosamente a mano. Io rimpiango tanto lo stile di vita della campagna. Chi lavorava in campagna costruiva un futuro anche per la propria famiglia, preparava il terreno per le famiglie che potevano arrivare dopo. Tutelava l'ambiente e ci hanno voluto cambiare la realtà e la tradizione, la vita di una terra, facendoci diventare per la gran parte operai, come lo sono diventato anche io. Diventando un operaio c'è chi si è dimenticato il valore del terreno, il valore dell'ambiente. Ti ritrovi magari in situazioni dove hai un'azienda dentro una base militare, un'azienda a fianco a una zona industriale e lì devi decidere se lasciare la tua famiglia allo sbando o continuare a lavorare. Però continuare a lavorare magari vuol dire poi continuare a inquinare il territorio, fare la parte di chi fa i giochi sporchi. Se è contaminata la zona, contamina anche te stesso, contamina anche i tuoi animali.
Il movimento pastori vuol dire che noi non stiamo al loro gioco di abbandonare l'azienda per far sì che poi il territorio venga trasformato per le loro idee. Io voglio rimanere a casa mia e devo continuare a fare quello che io voglio e non posso stare a subire ancora i tuoi soprusi. Io qua ci ho buttato le lacrime, ci ho buttato il sangue qua. Prima o poi il mio sangue può finire, prima o poi le mie lacrime possono finire. E arrivi a un certo punto che tutta questa cosa fa girare i coglioni alla grande. E c'è chi, gran parte, rinuncia a tutto questo perché io non posso vivere una vita con le palle girate. Quando in campagna, se c'è una cosa di buono è che vivi sempre col sorriso, perché stai lavorando per te stesso, stai lavorando con degli animali, stai lavorando all'aria aperta, sei l'uomo più libero che possa esserci sulla faccia della terra. E in un contesto del genere è un paradosso che io a fine giornata ne abbia le palle piene di tutto questo, quando io ne sono innamorato. Noi siamo AZ Namusnart, siamo un collettivo artistico, lavoriamo su tematiche sociali, sul territorio. Ovviamente partendo da quello che ci riguarda più da vicino, che è la zona industriale, qua ci sono ettari e trailer di smesso, veleni a cielo aperto, e quindi noi prendiamo questo come spunto. Qua siamo al 28 maggio 2007. Questo è niente rispetto ai 1800 ettari in questa condizione. Qui anche il discorso era, cioè tutti questi barattoli, questi veleni, di chi sono? Non sono di nessuno, tutti sanno che ci sono, nessuno fa niente. Quindi cosa ne facciamo? Li mettiamo in un punto più visibile e vediamo chi se li viene a prendere. Spesso viene preso sotto gamba il fatto che noi facciamo queste azioni per sensibilizzare le persone e ci viene puntato il dito contro dicendo che noi facciamo politica. Ma noi con l'arte non vogliamo assolutamente fare politica, ma bensì facciamo arte politicamente. L'arte può dare dei punti di vista, non si può fare carico di cambiare le cose. Noi possiamo solamente porci le domande o porre le domande a chi le domande non se le pone, nonostante vive queste situazioni. Le fabbriche inquinano ma portano lavoro. Viene messo in un piano molto più alto rispetto a quello della salute. Che cosa facevano? Venivano, si installavano nel territorio sardo, approfittavano dei contributi regionali per creare l'impresa, dichiarare il fallimento e portarsi via macchinari comprati a costo zero grazie alle nostre leggi regionali. Però tutte cose che praticamente con la Sardegna avevano poco a che fare. A noi capita di esporre fuori e a volte quando vedono, il più delle volte quando vedono i nostri lavori non riescono a capacitarsi di quello che è. La gente rimane lì e ti dice ma io sono stato in Sardegna 10 giorni, sì, però hai fatto la vacanza a Portopollo, hai fatto la vacanza a Olbia, hai fatto la vacanza a Stintino, poi la Sardegna va vissuta 365 giorni l'anno, la Sardegna è tutt'altro. Porto Torres le persone non reagiscono e non agiscono nemmeno, perché se andiamo a guardare siamo 22.000 abitanti e se poi alla serata o alla manifestazione o al cordone umano contro il nucleare si è in 20 persone, vuol dire che la popolazione non reagisce. Le istituzioni a volte si accorgono che noi esistiamo, ma neanche se ne preoccupano, hanno voglia né di informarsi né di conoscerci né di vedere un po' cosa facciamo e cosa non facciamo. Qua in Sardegna per nostro conto non siamo in Italia, è un qualcosa che ci vogliono far credere, quindi io non posso schierarmi con nessun partito italiano dato che non fa parte del territorio di cui faccio parte io. Al massimo posso andare pari passo con determinate idee che possono avere i gruppi indipendentisti della Sardegna.
sono sardo e basta. Poi nella carta d'identità è normale che ci sia scritto italiano, però sono sardo e basta. Non vuol dire che non apprezzi l'Italia. Chi fa le veci della Sardegna non sono i sardi, ma sono persone che non conoscono la Sardegna, quindi di sicuro degli italiani, dato che la Sardegna è colonia dell'Italia. Le alleanze danno sempre una mano, danno forza e voce più grossa a quello che si vuole dire, dal momento in cui la causa è comune e la lotta che si vuole fare è unitaria. Noi abbiamo collaborato e suonato in varie situazioni in Italia, anche all'estero, dove noi abbiamo portato la nostra storia di indipendentismo della Sardegna. Il fine con la musica per gli Stranones Elementos è tentare di risvegliare la coscienza di qualcuno. I nostri testi hanno inizio nel 2006 con la registrazione di Puerto d'Oro in Calturina, che è il nostro primo album. Parte da Porto Torres per raccontare tutto ciò che viene in Sardegna, dalle basi militari alle industrie di Ottana, alle industrie di Porto Scuso, Porto Torres, che sono nient'altro che fabbrica di morti. Fare il cosiddetto rap militante o rap politico ti porta a essere tagliato fuori da quella che è la scena del rap in generale, perché comunque è una cosa che la gente dicono che non apprezza, ma fondamentalmente il nostro target comunque non sono ragazzini che ascoltano rap, ma tutta la popolazione. Un augurio che ci facciamo anziché fare una serata dove arrivano un bel po' di amici nostri da Porto Torres, riusciamo a fare una serata dove tutta la gente arrivi da qualsiasi parte della Sardegna, ma non per vedere noi, perché ha capito realmente che si parla di un problema che per la più è comune. Quindi una volta che ci ritroviamo assieme possiamo anche farci il nostro concertino, però di sicuro possiamo avere la forza di cambiare le cose per come le vogliamo. È una mano sorrida, scintilla così, di sorghigliate mostri, dovevano i militari, che c'erano più nucleari, chimici, industriali, pari, diritti, no, finerismo, come potrei, ma non perché è in poltrona, chi c'è prezzo, chi ti sono, la pastora, chi ti suona, arrivi dalla zona, chimici, industriali, di resti, topi, razzi, complementi militari, di senza cazzi, nostri show, da Porto Torre a Giorretto, in natura gioco, e si degrada e non può, sono circondato da vaccini, piani frostellati, quarantena e ti stimi, ogni bassona chi lo poni. Marani, senti che mi muovi, e io ti farei di vita, cadetissimo, vedi gli oltre, marani industriali, marani militari, ti bisognava la passicura e liquidari.